Più di 1400 atleti in campo e tanto entusiasmo, ma anche risultati di rilievo. Amici sportivi ben collegati con lo stadio Picchi di Jesolo, campionato italiano allievi, qui si assegnano i titoli nazionali. Al mio fianco Stefano Baldini, lo ricorderete ad Atene quel magnifico oro, ora è il direttore tecnico giovanile della FIDAL. Buongiorno. Buongiorno. A visionare così tanti ragazzi, così tanti allievi e allieve, qui oggi Jesolo diventa veramente la capitale dell'atletica leggera italiana. È assolutamente una delle manifestazioni più importanti dell'anno di tutta l'atletica e sicuramente quella dal punto di vista numerico più partecipata. E devo dire che nonostante per i grandi la stagione sia sul finire, qui abbiamo ancora e avremo ancora dei risultati tecnici di rilievo assoluto, e quest'anno l'attività allievi è stata davvero importante con il campionato mondiale a Donetsk, con l'Eyof e con le Gimnasiadi che andremo ad affrontare alla fine di novembre, e quindi questa diventa manifestazione di riferimento per me per poter vedere la condizione dei ragazzi e per poter formare questa squadra di 37 atleti che andrà a Brasilia dal 27 di novembre ad affrontare il campionato mondiale studentesco. Tra qualche istante andremo a vedere appunto le gare, entreremo in campo. C'è qualche nome da tenere d'occhio in particolare? Ce ne sono tantissimi perché guarda, a Donetsk abbiamo messo 20 atleti nei primi 12, quindi potenzialmente c'è già una piccola squadra che può essere futuribilmente l'ossatura della nostra nazionale del futuro. Ecco, quindi le medaglie di Donetsk, quindi Erika Furlani nell'alto e Noemi Stella nella marcia, sono sicuramente delle ragazze da tenere d'occhio. È una squadra allievi molto più femminile rispetto a quelle del passato. Tuffiamoci allora all'interno di questo campionato allievi, andiamo a vedere cosa è successo nelle gare di apertura del venerdì. Pomeriggio di apertura del fine settimana dedicato ai campionati italiani allievi con un paio di titoli in palio e le batterie dei 400. Partiamo subito forte. Nel martello in gara la primatista italiana di specialità Giulia Camporese, l'atleta del CUS Padova che quest'anno ha già migliorato per ben 4 volte la miglior prestazione nazionale di categoria. Il titolo è suo con un quarto lancio sopra i 63 metri che chiude i conti. Mi sono allenata quest'anno, diciamo che è stata la stagione completa, ho fatto tutto, mondiali, no? Primato nazionale, primo titolo italiano, quindi direi che sono contenta, non poteva andare meglio. Adesso mi hanno comunicato la convocazione quasi sicura al 100% per il Brasile, quindi completo quest'anno. Dura lungo invece la gara dell'asta con 43 atleti divisi in 2 gruppi. Salta più in alto Federico Biancoli dell'Atletica Rigoletto che intorno alle 22:30 diventa campione italiano con 4,50. All'inizio si faceva proprio fatica per il freddo anche, quindi i muscoli non rispondevano come volevi te. Dopo però pian piano, magari scaldanti, essendo in gara, ti abituavi al freddo e tutte queste cose qua. I motori sono caldi, Jesolo ha accolto i più di 1400 atleti con il supporto di circa 120 volontari, in attesa la prossima settimana di ospitare anche gli italiani cadetti. La macchina si è mossa bene, abbiamo sviluppato bene la ricettività sia per questa settimana che per la prossima con l'organizzazione delle finali cadetti e cadette, e speriamo solo che il tempo ci aiuti per il futuro. È stato compreso che lo sport può essere un valore aggiunto. Il PIL, il 2% del PIL italiano dato dallo sport, ce lo dimentichiamo troppo spesso, ce lo dimentichiamo. Abbiamo scaldato i motori vedendo cosa è successo nelle gare di apertura del venerdì, ora con Alfio Giomi che è il presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Parliamo appunto di questo movimento, allievi, più di 1400 atleti in gara. Ma sì, un numero importante ma che ben rappresenta un momento felice per l'atletica italiana nel suo complesso, soprattutto a livello giovanile. Credo che i numeri e anche la qualità dei presenti siano lo specchio del buon lavoro che fanno le società, perché a questo livello è chiaro che è il lavoro che viene fatto in periferia che appare, che balza agli occhi di tutti, per cui è la dimostrazione di un'atletica italiana in salute. È un'atletica che propone sicuramente molti talenti, li vedremo poi
nelle gare del sabato e della domenica. Parliamo di Jesolo invece, per il terzo anno ospita un campionato italiano, quest'anno doppio con gli allievi e la prossima settimana i cadetti. È stata una richiesta precisa della federazione quella di chiedere a Jesolo a questo punto di fare questa doppia organizzazione, perché Jesolo ha tutte le caratteristiche che servono, nel senso c'è una disponibilità logistica importante, c'è uno stadio a misura di atletica, ci sono competenze ormai nel luogo decisamente forti e consolidate. Per cui è stata proprio una scelta della federazione di chiedere a Jesolo di organizzare questo doppio appuntamento. Grazie al presidente della FIDAL Alfio Giomi per essere stato con noi. Entriamo nel vivo, andiamo nella giornata di sabato a vedere cos'è successo, tantissime gare. Piogge e temperature da tardo autunno imperversano su Jesolo. Il comparto organizzatore fa gli straordinari garantendo il regolare svolgimento di ogni gara, ma i tempi nelle corse ne risentono. È dalla pedana del peso che arriva il miglior risultato tecnico dell'intero campionato. Facciamo allora un salto in avanti andando subito a pomeriggio inoltrato, perché Sebastiano Bianchetti, colosso di Contigliano, sigla il nuovo record italiano con il peso da 5 kg. Ed una settimana fa, con l'attrezzo dei grandi, ha battuto il record allievi di Zecchi che durava da 39 anni. Poche parole ma una determinazione che mostra la stoffa del campione. Al terzo lancio sono riuscito ad andare sopra i 20 metri, emozione unica. 20 e 38 era un bel periodo che la stavo aspettando, però è arrivata solo oggi e forse è stato meglio. Sono soddisfatto, ho fatto record italiano, gara di Daniele Secci, quindi una persona di tutto rispetto. Un altro risultato tecnico di grande valore è quello ottenuto nel lungo da Filippo Randazzo, l'allievo di Carmelo Giarrizzo, che sulla pista di Jesolo decolla toccando i 7,56, seconda prestazione italiana di categoria di sempre. Sono sorpresa da questa grande misura, dietro solo Andrew Howe. Inaspettata in questo finale di stagione, molto contento che corona una stagione davvero bella dopo le esperienze mondiali. Non c'era niente di meglio per concludere quella stagione così. Facciamo un passo indietro e ripartiamo dalla mattinata. Il primo titolo italiano lo conquista nel peso Marta Baruffini, che dopo 2 campionati cadetti torna per la terza volta a Jesolo a conquistare un altro oro. Sono andata un po' in panico all'inizio, però insomma dopo che Claudia Bertoletti è uscita dalla finale io ci ho messo tutta l'anima e l'ho fatto per lei, perché credo che lei sia la pesista più valida, allieve in questo momento, e volevo insomma dedicare questa vittoria a lei. Sorpresa nel lungo con la veronese Eleonora Andreis, che a 5,86 si lascia alle spalle Benedetta Cuneo e si laurea campionessa italiana allieve. Benissimo, non me l'aspettavo per niente, però è andata bene. È iniziata un po' di tempo fa, quando ero in seconda media, e io ho portato atletica una mia amica delle medie ancora, e subito però non facevo i salti, facevo le campestri e le cose lunghe, insomma. Dopo mi sono stancata perché faticavo troppo e allora ho iniziato a fare i salti e ho visto che potevo andare bene, allora ho iniziato così. Spero che mi porti lontano. Nel giavellotto il titolo finisce in Alto Adige. Andreas Zagler non ha rivali, al quinto lancio raggiunge i 63,28. Sono andati molto bene e sono soddisfatto perché ho fatto personale, per quello va bene così. Se faccio personale e poi dopo arrivo anche primo, ancora meglio. 2 ori nella categoria cadetti. Di Blasio torna a Jesolo e anche da allievo si laurea campione italiano. Entra in finale con un lancio controllato al terzo tentativo e poi al quinto raggiunge i 67,52. Questi 3 anni sono stato veramente bene su questo campo, soltanto giusto il primo anno da cadetto ho avuto una buona prestazione, poi gli ultimi 2 anni ho avuto un po' di sfortuna, un po' agitazione, un po' presunzione durante la gara, però è andata sempre a finire di bene, dai. Come per Di Blasio nel martello, Jesolo è la tappa della conferma anche per Francesca Semeraro. Approdata alla categoria allieve, la saltatrice pugliese è ancora campionessa italiana, siglando il primato personale a 3,80. È stata molto dura, sia per il tempo ma anche le avversarie sono state molto toste. Sono felicissima, bellissimi ricordi, già dal primo campionato italiano ho vinto 3,50, il secondo 3,55 e questo da allieva, primo 3,70, va benissimo, sono felicissima.
Della stessa società è Gregorio Angelini. Parliamo ora di marcia. Nei 10 km chiude poco sopra i 45,21. È stata una bellissima gara, come sempre Jesolo ci ospita in questo bel paese e organizza questa manifestazione che diciamo che per il mio secondo anno non consecutivo mi ha portato fortuna questo paese. Venendo agli ostacoli, l'allievo di atletica vicentina Matteo Beria fa suoi 400. A braccetto con l'amico Giuseppe Biondo fino all'ultimo ostacolo, il suo allungo risulta quello vincente a 52,45. Veramente una cosa da non credere, perché non me l'aspettavo affatto. È stata proprio una bella gara. Ho fatto una buona distribuzione della corsa e penso di aver fatto un gran tempo con queste condizioni climatiche. Fra le allieve gioia incontenibile per la nigeriana di Parma Ayo Folorunso. Scava il solco sulle avversarie e si propone già come un personaggio dell'atletica italiana. Cosa succede? Campionessa italiana in 400H, stai morendo. Un po' di mal di sedere, significa che non è andata male. Di solito è un buon studio quando si ha un po' di mal a sedere, perché c'è acido lattico. Buono. Scusate, male. Spero di continuare a vincere qualcosa di bello. Gara con una dedica particolare, quella dei 200 piani, con la consegna del premio speciale Pietro Mennea. Fra le allieve la più veloce è Alessia Miotta dell'atletica sestese, davanti a Rega e Torrisi. Il primo italiano l'ho fatto qua e è andato benissimo, è un posto che ricorderò sempre. Avevo molta paura prima di partire soprattutto e quando mi sono vista in testa o quasi all'uscita dalla curva ci ho creduto di poterlo vincere, ho spinto fino in fondo e sono contentissima, semplicemente è stato bellissimo veramente. Fra gli allievi spunta il nome di uno che con la velocità ha davvero un feeling speciale. Mentre sulla slitta Federico Mulassano si lancia sulle piste di ghiaccio praticando skeleton e nel frattempo è campione italiano dei 200 con 22,17. Arrivavo col terzo tempo, 22,18, da cosa ho capito ho fatto un centesimo di personale e sono non contento di più. È tutta l'estate che ci lavoro e una grande soddisfazione. A conquistare il premio speciale intitolato a Pietro Mennea sono intervenuti Gianfranco Lazzer e Luciano Caravani. A Città del Messico, quando Mennea nel 79 siglò lo stratosferico 19,72 nei 200, loro c'erano e con lui nella 4% assieme a Grazioli conquistavano il record europeo con 38,42. Bisogna vivere anche della storia del passato per avere un futuro in cui si conoscano dei grandi campioni che purtroppo non ci sono più. Mennea era uno di loro, era un ragazzo come loro che però con la forza di volontà, con il sacrificio, con l'allenamento è riuscito ad emergere e noi eravamo lì con lui, è stata una bellissima esperienza. Venendo alle siepi, la grande attesa dei campionati italiani di Jesolo era Nicole Reina, fresca campionessa italiana assoluta nei 3000 siepi. Vince, ma le condizioni climatiche non permettono di attaccare il record italiano. La sua immagine campeggia nelle locandine della manifestazione. Sì, ho visto, c'è la mia foto, sono un po' rimasta colpita di questa cosa. Sono felice perché anche quest'anno ho vinto i campionati italiani, però io ci tenevo anche a fare il record italiano, però ho visto che c'è questo clima che purtroppo non ci regala nessun tempo, quindi ho detto vabbè, oggi proverò soltanto a vincere e il record italiano sarà per una prossima volta. Fra gli allievi, Abdelwahed, genitori egiziani, conferma il titolo conquistato un anno fa, chiudendo in 6,11,92. Bella gara, tattica, però ho chiuso bene, stavo sciolto, quindi la volata è uscita bene e sono felicissimo, questo è il secondo titolo, l'anno scorso pure, quest'anno sono uscito l'infortunio, quindi riprendere è ancora più bello perché quando caschi e ti riprendi c'è più soddisfazione. Nel salto in alto l'argento mondiale Furlani salta come Eleonora Omoregge 1,74, ma la italo-nigeriana passa agli spareggi e lei, la campionessa italiana allieve. Non ho avuto una stagione molto fortunata, però comunque ci ho creduto e ho voluto venire qui sicura di me, quindi sono contenta e niente, penso di meritarmelo anche perché comunque ho lavorato tanto, sono felice. Nella 4% successo per la Valpollicella Lupatotina fra le allieve con Andreis che bissa l'oro del lungo e per la Riccardi Milano fra gli allievi.
Poker Veneto invece nel giavellotto allieve con 4 atlete della regione che ospita gli italiani ai primi 4 posti. La più forte è sempre Ilaria Casarotto, 50-59 la miglior misura Jesolo, un atleta che farà parlare di sé. È immenso perché comunque essere campionessa italiana è qualcosa che ti riempie il cuore e ti fa davvero essere felice. È proprio una passione che si sta prolungando nel tempo, spero che duri ancora per molto. Io cercherò di alimentarla questa passione e vediamo cosa succede in futuro. Hanno passaporto italiano ma sangue etiope i 2 primatori dei 1500. Ioannis Chiappinelli, già primatista italiano cadetti, si deve arrendere a Yeman Crippa. Non fa un gran tempo, ma l'allievo di Massimo Pecoretti conferma di essere il più veloce. Non volevo già partire pensando di essere più forte, però le potenzialità ce le avevo, sono allenato bene e ho controllato la gara, ho vinto senza faticare troppo. Abbiamo fatto una gara neanche tirata, quasi tattica, e sono riuscito a fare quello che volevo, sono contento. E chiudiamo la giornata di sabato con il bel sorriso di Silvia Salera. Con 4 minuti 33 e 50 la volata verso il titolo di campionessa italiana è tutta sua. La soddisfazione è grandissima, avevo il secondo tempo e ne avevo dietro tante molto vicine. Perciò io avevo deciso comunque di partire e vedere com'era la gara e poi dare tutta me stessa. Per una volta veramente arrivare affaticata sul serio è stata una grande emozione poter cominciare la volata e non sentire nessuno dietro, veramente bello, sono veramente contentissima, non sono a parole. Posso ringraziare? Ora ringraziare la mia famiglia, i miei allenatori di pentathlon e dell'atletica, grazie. Con le gare del sabato siamo decisamente entrati nel vivo del campionato italiano allievi. Al mio fianco Vito Vittorio, che oltre ad essere il presidente del comitato provinciale FIDAL di Venezia, è anche il presidente del comitato organizzatore locale. Con questo tempo, perché ad ottobre è un po' ballerino, un po' di pioggia, vento, nuvole, ve la siete cavata alla grande? Beh, certo, il tempo ovviamente non lo possiamo determinare, però abbiamo cercato di gestire le emergenze e credo che tutto sommato l'aver assicurato il prosieguo delle gare e anche con risultati poi come abbiamo visto di rilievo, questo vuol dire che da un punto di vista organizzativo e della gestione dell'evento le cose mi pare possano considerarsi positivamente, cioè sono andate bene e per cui questo è un motivo di soddisfazione ulteriore per noi. Considerando la parte organizzativa abbiamo visto anche un momento molto particolare, il Mennea Day, sicuramente per quanto riguarda l'atletica leggera il più grande campione italiano della storia appunto di questo sport in Italia, ma forse dello sport in generale azzurro. Ho il mio onore di essere stato amico personale di Pietro Paolo Mennea e sono, oltretutto soddisfatto e orgoglioso di aver avuto quali ospiti Luciano Garavani e Gianfranco Lazer, che di Pietro Mennea furono compagni di quella memorabile spedizione a Città del Messico del 1979. Proseguono le gare, prosegue il lavoro per l'organizzazione grazie a Vito Vittorio. Andiamo allora a vedere cosa è successo nella giornata di domenica, ricordandovi che però l'organizzazione rimarrà in piedi anche al termine di questi campionati allievi, perché la prossima settimana ci saranno quelli cadetti, ma nel frattempo la domenica del campionato allievi. La pioggia non abbandona gli allievi alla caccia del tricolore, anzi si intensifica e le temperature si abbassano. E dopo la veronese Andreis il sabato, altri 4 fanno doppietta di ori la domenica. Partiamo da loro, iniziando da Sebastiano Bianchetti, che dopo titolo e record italiano nel peso fa suo anche il titolo di campione italiano allievi nel disco. Determinazione, ma anche sportività. Grande emozione, non me l'aspettavo, però è venuta. Sono dispiaciuto per il mio compagno Anesa, che era infortunato, se no il titolo italiano era suo. Io non meritavo vincere, era suo il titolo. E poi c'è Matteo Beria, altra doppietta la sua. L'atleta vicentino, dopo i 400 ostacoli, conquista i 110. Stando ai risultati di Jesolo, è lui il re degli ostacoli. Non mi considero affatto così, perché comunque in Italia ci sono tante altre persone che sono forti e penso anche che
le condizioni climatiche di oggi abbiano influenzato molto la gara. Ho preso una buona partenza e soprattutto ero veloce a scendere dagli ostacoli, quindi avevo sempre molta velocità in mezzo agli ostacoli e alla fine, quando mi sono visto lì davanti, ho detto ce la faccio e è successo. Terza doppietta di Jesolo 2013, quella di Nicole Reina, scontata la sua vittoria nei 3000 dopo quella ottenuta nelle siepi. Oggi avevo un po' le gambe stanche perché ieri ho fatto anche un 2000 siepi sotto al freddo, però dai, mi accontento di questo tempo perché dopo tutto avevo le gambe stanche, quindi non ce la facevo a spingere di più. Il quarto a conquistare la domenica il secondo oro è Leonardo Vanzo, anzi per lui si tratta di 2 ori nella stessa giornata. Già campione indoor sono ancora suoi 400 e contribuisce al successo di squadra dell'insieme New Foods Verona anche nella 4x4. Ero in quinta corsia, una corsia abbastanza centrale, i tempi migliori dei miei lavori interni. Io ho fatto la mia gara, non ho pensato a nessuno, siamo arrivati al 300, che eravamo più o meno tutti lì. Dopo sul rettilineo sono riuscito ad uscire all'ultima decina di metri, eravamo in 3 tutti sulla stessa linea e poi ce l'ho fatta. Tornando ai 3000, fra gli allievi il campione Ioannis Schiappinelli, già primatista italiano nei 2000 cadetti. In gara non c'è crippa e lui chiude primo in 8:36,47 e lancia la sfida all'amico, come lui, italo-etiope. Quest'anno è nettamente più forte Crippa, l'ha dimostrato anche ai mondiali a Donetsk, dove ha stabilito il record italiano nei 1500 metri. Sì, perciò Yemen è più forte sì. Però spero un giorno di riuscire a batterlo da qualche parte. Pronto riscatto di Beatrice Fiorese nei 100 piani dopo la delusione dei 3 nulli nel lungo. L'atleta veneta conquista l'oro in 12,43. È stata una delusione molto grande perché partivo come una delle favorite. Mi aspettavo molto nel lungo, però data la rabbia di ieri, oggi ho dato tutto a me stessa e il risultato è arrivato, per fortuna. Fra gli allievi il più veloce è Davide Rossi della Bernatese. Anche per lui un titolo italiano che giunge un po' a sorpresa, non appariva infatti fra i favoriti. Non mi aspettavo di aver vinto perché ero lì con Badur che è arrivato secondo e non sapevo di aver vinto, ma sapevo di aver fatto una grande gara, perché comunque ero primo o secondo, contentissimo. Nei 100 ad ostacoli Agnese Mulatero dell'atletica Pinerolo è la più veloce. Emozione incontenibile la sua al traguardo. Sapevo di potercela fare e ce l'ho messa tutta, ci ho creduto fino in fondo. È stato bellissimo, emozione grandissima, era l'obiettivo, ci ho creduto fino in fondo e ringrazio il mio allenatore Antonio Dotti grazie davvero Tony, mi segui. Grazie. Nel triplo balzo d'oro del campione italiano cadetti in carica Tobia Bocchi a 15,24. Fra le allieve invece Benedetta Cuneo riscatta la prestazione del lungo conquistando in questa specialità il titolo di campionessa italiana con 12,82. Sono molto soddisfatta per questo risultato, viste anche le condizioni climatiche non molto favorevoli e anche le mie condizioni fisiche, dato che sono stata male, ho avuto la febbre in questi 2 giorni e un primo posto ai campionati italiani è comunque una grande soddisfazione. Rimaniamo in tema di salti con l'alto maschile. Tenta Longhi di salire, ha un personale di 2,10 ma un 2,02 gli basta per vincere. Ho pensato subito che fosse stata una gara difficile perché con la pioggia così è facile scivolare e poi vabbè è andata bene, sono contento così. Dai salti passiamo ai lanci. Nel disco femminile la vincitrice del martello e favorita Giulia Camporese non va oltre i 39,4 cm. La campionessa italiana è allora Daisy Osacque, incontenibile la sua gioia. Non ci credo neanche ancora, sono elettrizzata, mi viene da piangere perché ho sudato tantissimo per questo giorno. Avrei dovuto fare anche gli ostacoli, ma ho avuto un infortunio al piede e ieri ho fatto il peso, è andata bene comunque. E riuscire a vincere, sono felice. Se si parla di marcia, si parla di Puglia. Dell'atletica Don Milani è Noemi Stella, altra grande attesa agli italiani di Jesolo. Tenta il record italiano, ma causa pioggia non le riesce. Potrà rifarsi il prossimo anno, sarà ancora allieva. Una gara contro il tempo. Volevo provare a migliorarmi, però il tempo non l'ha permesso. Sono contenta lo stesso, un altro titolo. Speriamo in futuro.
Nel mezzofondo un altro titolo finisce in terra vicentina, lo conquista Elena Bellò negli 800, chiudendo in 2:13 e 67. Visto il tempo, ho pensato di controllare la gara e facendo i passaggi più lenti, perché solitamente passo sempre troppo forte, quindi oggi ho cercato di regolarmi. Sapevo che sarebbe chiuso in volata, però sono stata contenta che ho tenuto a livello di testa, cosa che non è successa l'anno scorso. Fra gli allievi guizzo di Yassine Bowie, che brucia tutti addirittura d'arrivo. Voleva che questi campionati italiani lo mettessero in bella mostra e così è stato. Mi ero fatto un periodo agosto di Ramadan e ho perso molta forma. Infatti ho perso anche i regionali contro un ragazzo che è bravissimo, però tutta la gente non credeva più che riuscissi a fare qualcosa e sono riuscito a far vedere che ce la posso fare. Nella 4x4 l'oro va alla Pro Patria. Nel giro di pista invece Elena Bellò, favorita, non si presenta ai blocchi. Strada spianata allora per la promettente Alice Mangione, strabiliata dal risultato ottenuto. Non saprei, non so nemmeno, non ricordo niente di che gara ho fatta, perché sono strafelice, non mi aspettavo di questo grande risultato, perché ho avuto dei problemi fisici e sono felicissima. La macchina organizzativa di Jesolo ora non si ferma, anzi, quest'anno c'è il doppio campionato con i cadetti addirittura d'arrivo. Noi abbiamo fatto 2 record, 2 prime volte diciamo. Il primo è che siamo riusciti, con un impegno preso ancora 3 anni fa, a fare per 3 anni il campionato italiano cadette e cadetti a Jesolo, che non si era mai verificato. E la seconda nuova volta, prima volta, è che quest'anno ci siamo sognati di fare allievi e a settimana successiva cadette e cadetti, con un impegno notevole. Eccoci qua con Ennio Valiante, che è l'assessore allo sport del comune di Jesolo. Abbiamo visto delle condizioni meteorologiche, siamo ad ottobre, un po' particolari quest'anno, il calore però della città di Jesolo, che vive di turismo, non è mancato. No, questo non mancherà mai, perché Jesolo è una città aperta, una città turistica come diceva lei, ed è una città che è aperta a tutte le manifestazioni sportive di carattere turistico, quindi come anche questi campionati nazionali di atletica. Dopo l'entusiasmante agosto vissuto con Del Piero, anche ora con i campionati nazionali di atletica leggera sia cadetti che allievi riusciamo a destagionalizzare Jesolo. Questo è uno dei principali obiettivi della nostra amministrazione, con il sindaco Zoggia in primis, che vogliamo cercare di allungare la stagione. Queste manifestazioni non fanno altro che portare verso questa strada. Questa è una località balneare, più di 600 eventi però durante l'anno di tutti i generi. Per quanto riguarda l'atletica leggera, dove si può spingere il rapporto tra FIDAL e Comune di Jesolo? Noi chiediamo al Presidente nazionale, ci ho parlato prima col Presidente Giomi, noi siamo qua, noi siamo pronti anche ad avere qualche gara anche superiore, quindi una gara juniores, una gara di master o perché no, un assoluto, io la butto là, poi dopo noi ci siamo, poi vedremo. Abbiamo capito dunque che il comune di Jesolo guarda già avanti, nel frattempo però la prossima settimana ci saranno i campionati cadetti. Grazie assessore Valiante per essere stato con noi. Grazie a voi. Ci siamo divertiti tanto con gli allievi, l'appuntamento allora la prossima settimana con i campionati italiani e per regioni cadetti. Arrivederci.